L'emergenza sanitaria ha evidenziato le criticità del sistema di assistenza nel territorio. La rete sociosanitaria esiste, ma va calibrata secondo le nuove esigenze necessarie le case di comunità. Fenomeni come quelli legati a necessità di cure psichiatriche, di abbandono, legate all'infanzia con difficoltà di inserimento sono state sicuramente in aumento, sono state registrate in aumento. La nostra rete territoriale per fortuna sta tenendo, anche se i fenomeni di solitudine e di abbandono purtroppo sono frequenti e anche recentemente sulla stampa ci sono stati dei casi. La nostra azienda comunque è attrezzata, è ramificata bene nel territorio e grazie anche alle relazioni con gli enti locali territoriali stiamo continuando a monitorare e fare un buon lavoro proprio per rafforzare questa rete territoriale. I fondi del PNRR che ci verranno assegnati sono già in parte destinati proprio a rafforzare la rete territoriale, investendo proprio in zone dove da tempo erano aspettati dei servizi, e mi riferisco al distretto sanitario di Mira, al distretto sanitario di Marghera, al rifacimento di quello di Mestre, quindi a risistemazione di quello di Mestre, nonché a ripensare tutta la rete territoriale legata alle case di comunità, che sono delle strutture pensate proprio per dare una risposta ai cittadini nei loro luoghi dove abitano, proprio per da un lato svuotare gli ospedali di malati cronici che richiedono a volte degli interventi che possono essere fatti tranquillamente a domicilio. Quindi queste figure sicuramente daranno un grande impulso alla cura del malato, arrivando fino proprio alla loro abitazione, cercando di creare un legame tra territorio, medico di medicina generale, ospedale. La carenza di medici di famiglia si sente anche nelle case di riposo, strutture che sempre di più ospitano anziani bisognosi di cure paraospedaliere. Si è dovuto ricorrere anche ai medici USCA per poter far fronte a questa necessità. Io mi auguro e spero proprio che non ci sia necessità di chiudere posti letto nelle case di riposo. Certamente è una fase critica, diciamo, della gestione delle case di riposo, così come sono state pensate in questi anni, anche perché rispetto al passato la degenza media in casa di riposo è sempre più breve, quindi chi viene poi inserito nelle case di riposo tradizionali veramente sono persone che non sono più gestibili a casa, che hanno difficoltà e tutto, quindi sono diventato di fatto degli ospedali di fatto. Quindi anche qui probabilmente il modello organizzativo va un po' ripensato, cioè tra diciamo, le strutture di fine cura, mentre altre strutture che necessitano gli anziani sono anche quelle, come posso dire, in cui si può anche vivere una vecchiaia più tranquilla, con una cura magari sanitaria di base.